pareggio decisivo tra Trapani e Cus Palermo, in palio il titolo regionale Under 18 allievi regionali. Ancora Barbara, evitato un altro intervento. Barbara limita l'area, la palla per Sheriff. Sheriff se la sistema per il tiro, è il vantaggio del Trapani, è proprio Sheriff a sbloccare la situazione di punteggio. 8 minuti e 20 secondi. Il cambio a destra su Barbara. Barbara arma il suo tiro, la palla sorvola la traversa, si perde fuori il Cus. Allora attenzione alla ripartenza con la corsa di Scozzari. Scozzari in area, Scozzari! E arriva il raddoppio da parte del Trapani, ripartenza mortifera della squadra granata che opera il raddoppio. Segna Scozzari, sostituito da Mangano. Attenzione qui alla fuga di Corda. Corda mette al centro il tiro di Favata e accorcia le distanze il Cus Palermo. Gol di Favata, ma qui gran parte del merito va a Corda che ha trovato una grande giocata. Poi il diagonale destro da parte di Capitan Favata, altro dribbling di Corda, il tocco per l'avanzata di Bargione. Bargione con il destro, la palla sfila fuori. Cus che cresce di tono. La battuta di Bargione, l'uscita, poi Viviano! L'erroraccio in uscita di Di Maggio cambia ancora il parziale e il Cus ha completato la rimonta. 2-2. Romeo mette al centro il pallone, attenzione perché è tutto solo Amato. Amato col tocco per Tempesta, ha perso l'attimo per calciare, allora Tempesta deve ricominciare col tocco, ancora lo scambio, Tempesta, la palla sfila, Scozzari, forse un po' troppi tocchi nel cuore dell'area del Cus, alla fine Scozzari calcia Tempesta, palla fuori, sovrappone Romeo per portare via l'uomo, poi la palla per il cross inglese con la sforbiciata che non arriva, poi Pipitone all'1 contro 1 con Mangano. Pipitone attacca da fermo, incrocia Procida, intervento super del portiere del Cus che manda la palla in calcio d'angolo. La punizione per il Cus, Bargione e Falanga sulla palla, batte Falanga sul primo palo, Viviano è bravissimo, distinto Di Maggio a dire di no. Pipitone 1 contro 1, bel tocco ancora per Sheriff. Sheriff fermato, la palla è su D'Amico che la palla sul sinistro lo fa partire, la palla si perde fuori, sovrappone Parisi. Corda decide di andare teso in profondità per la corsa di Viviano. Viviano si invola verso la porta, Viviano incrocia e la palla va sopra la traversa, opportunità per il sorpasso. D'Amico guadagna metri, allarga su Sheriff che poi prova a passare su Corda. Ancora Sheriff, ingresso in area, sempre Sheriff, il tiro, Procida su questa legnata improvvisa da parte di Sheriff, poi mette in calcio d'angolo Vinci. Questo calcio di punizione per il Trapani, 4 in barriera per Procida sul pallone. Calderone, fischia l'arbitro, parte Calderone, la palla sorvola la traversa di pochissimi centimetri. Mazza passa dal centro, Mazza a luce per il tiro, invece va al centro, ancora Mazza, vince il rimpallo, Di Maggio si ritrova il pallone addosso, cerca la sventagliata verso l'area, colpo di testa di Fumuso, poi Viviano prova a far scudo col corpo, Favata fa scorrere, il cross di Mangano diventa pericoloso, traversa e poi il gol di Mazza, il sorpasso del Cus con Gabriele Mazza su un cross deviato che sbatte sulla traversa e alla fine risolve il nuovo entrato che aveva avuto una grande palla gol in precedenza e adesso Portesoi addirittura in vantaggio. Intanto qui attenzione però a Pipitone, Pipitone subito per il 3-3, incredibile la leggerezza da parte della difesa del Cus che concede a Pipitone la palla del pareggio. Mazza tiene il pallone in campo in qualche modo, poi dribbla un avversario, subentra nell'azione Mangano, visto e servito, Mangano salta l'avversario, Mangano guarda la porta, incrocia e c'è la deviazione in calcio d'angolo da parte di Catalano che rischia anche l'autogol. Pipitone prova a passare e ci riesce su Corda, Scozzari evita Bargione, ancora Scozzari, sinistro, Procida in due tempi la fa sua
Abbiamo indicato 5 minuti di recupero il direttore di gara. Recupero che inizia con Mangano che colpisce Mazza. Bargione converge, Bargione sul destro! Pizzica la traversa Mattias Bargione ad un passo dal jolly e ad un passo dal titolo il Cus. Mato da Parisi, sembra averne un po' di più il Cus. Occhio alla palla in avanti, Viviano prova a puntare, Viviano evita Mato, Viviano va giù, calcio di rigore! Calcio di rigore per il Cus! 1 minuto e 20 oltre il 90°. Ma adesso la concentrazione di Corda. Corda contro Di Maggio, fischia l'arbitro. Va Corda! Forse il gol più importante della stagione. Lo mette a segno Gaetano Corda. 4-3 per il Cus nel pieno del recupero. E Cus che a 2 minuti e mezzo dalla gloria, dal titolo. A 47-30. Quindi in 4 minuti si è giocato una sola azione. Fischia l'arbitro. La battuta di Calderone verso la porta! 4-4! Incredibile! Al 7° minuto di recupero il Trapani la pareggia con un calcio di punizione di Calderone. E allora potrebbero non bastare 97 minuti di gioco. Si potrebbe andare ad oltranza, si potrebbe andare all'overtime. È uscito Capizzi, intanto attenzione a Scozzari, la parata da parte di Procida, il primo tentativo di questo supplementare. Attenzione alla corsa di D'Amico prova a prendere il centro, il tocco profondità per Pipitone, Procida, poi attenzione al nuovo tiro e la rete di Inglese per il 5-4. Inglese riporta in vantaggio il Trapani e adesso è festa granata. 5-4 per il Trapani. Prova a ripartire il Cus. Partita folle qui al Pasqualino. Parisi per la corsa di Corda. Corda cerca di farla passare, la fa passare per Mazza che finta il tiro. Poi la conclusione di Ferruzza che si perde sopra la traversa. Occasione colossale. Bargione, Scodella verso Ferruzza, posizione regolare Ferruzza, il salvataggio, ma non basta, 5 pari, Ferruzza rimedia all'errore di poco fa e allora altro gol, e allora 5 pari e allora partita sempre più folle al Pasqualino con Inglese che prende il tempo a Parisi. Il dribbling col sombrero di Inglese che prova a puntare l'avversario, passa al centro, Pipitone, guarda la porta, serie di finte, destro, sopra la traversa, ci prova uno stremato Pipitone. L'epilogo più corretto per assegnare questo trofeo. Direttore di gara che basta così. Calci di rigore dunque. E il primo rigore lo tira Bargione. Bargione contro Di Maggio, fischia l'arbitro, la rincorsa di Bargione che batte Di Maggio, gran rigore, vantaggio Cus. Inglese contro Addotto, fischia l'arbitro, la rincorsa Addotto, la para, mentre Castronovo prende la rincorsa, fischia l'arbitro, Castronovo. Il 2-0, il 7-5, mettetelo come vi pare. Fischia l'arbitro con Pipitone che affronta Addotto. Grandissimo rigore di Pipitone. Ferruzza prende una rincorsa obliqua, poi va al tiro e c'è la parata di Di Maggio. Il mancino di Calderone contro Addotto, fischia l'arbitro. Parte Calderone alle stelle, il tiro di Calderone, 3 tiri, 1 gol per il Trapani. E adesso va Cubi dal dischetto contro Di Maggio, il fischio dell'arbitro, la partenza di Cubi, rallentata poi sinistro, alle stelle anche lui. La concentrazione di Fomuso, anche lui col sinistro, contro Addotto, centrale, Addotto spiazzato, parità. Gaetano Corda
Corda contro Di Maggio, il quinto rigore del Cus, la rincorsa passeggiata di Corda che manda al bar Di Maggio, il suo, il Cus lo ha fatto, è l'ultimo rigore dei 5, se segna si va a oltranza, se sbaglia ha vinto il Cus. Scozzari contro Addotto, fischia l'arbitro, parte Scozzari, altro gran rigore, 5 tiri 3 gol, oltranza, Vinci contro Di Maggio, il sesto rigore del Cus, fischia l'arbitro, la battuta di Vinci, palo, il palo di Vinci e attenzione alla pica, la pica contro Addotto, fischia l'arbitro, parte la pica, il Trapani è campione regionale per gli allievi under 18 al termine di una partita che non ha senso, che non ha avuto un padrone, ma che adesso il padrone ce l'ha, porta la divisa granata, vince ai calci di rigore dopo essere arrivata sul 5 pari nei tempi regolamentari, nei tempi supplementari, dopo aver rischiato di perderla, dopo aver rischiato di vincerla, dopo aver visto gli avversari andare ad un calcio di rigore dalla vittoria. Alla fine festeggia la squadra di mister Melillo, piange quella di mister Rao. Il Cus riceve la targa per il secondo posto, gli applausi sportivi giusti, corretti da parte del Trapani. Il momento della consegna della coppa per il Trapani che vince il titolo regionale allievi under 18.